In qualità di moderatore dichiaro ufficialmente aperto l'anno giudiziario 2025 nel nome del È stato l'arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca, ad aprire ufficialmente il nuovo anno di attività del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure. Dopo la Santa Messa presieduta nella cattedrale di San Lorenzo a Genova, nei saloni dell'Episcopio c'è stata la relazione del vicario giudiziale, Monsignor Mario Novara, nella quale è stata tracciata la direzione che la realtà si prepara a seguire in questo anno giubilare, guardando anche a quelli che sono stati i numeri dell'attività nel 2024. Nell'anno appena concluso si è registrato per la prima volta dopo diverso tempo un aumento delle cause di nullità matrimoniale. C'è stato un aumento di 3 cause in più introdotte quest'anno rispetto all'anno scorso, da 75 siamo passati a 78 ed è un aumento piccolo ma significativo, perché dimostra che forse c'è una maggiore sensibilità spirituale, quindi un desiderio anche di regolarizzare la propria situazione matrimoniale anche di fronte alla Chiesa. 87 è il numero delle cause concluse nel 2024, 99 quelle ancora in corso al 31 dicembre. Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure affronta anche le cause di seconda istanza, ossia quelle di appello provenienti da Milano e da Ventimiglia. In questo caso 14 le cause attivate nel 2024, 12 quelle terminate, 20 quelle ancora in corso. Alla base delle motivazioni che portano alla nullità del sacramento del matrimonio, la prima causa fra tutte è l'immaturità dei due sposi. L'immaturità umana, all'incapacità di saper comprendere e vivere il matrimonio per ragioni di natura psichica, che rientra nel canone 1095, numeri 2 e 3 del codice di diritto canonico, e questo è un po' lo specchio, ecco, di una società dove purtroppo si arriva anche a fare le scelte determinanti per la propria vita senza in realtà avere quella maturità che sarebbe necessaria. Durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziale è stata anche ribadita la stretta collaborazione avviata tra il Tribunale Ecclesiastico e gli uffici di pastorale familiare delle diocesi liguri. A Genova e nelle altre città, seguendo le indicazioni pastorali contenute nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco, sono stati aperti degli uffici di ascolto per accompagnare le coppie di sposi. Vogliono proprio dare la possibilità alle persone di essere ascoltate senza pregiudizi e di vedere non solo quando sia possibile introdurre una causa di nullità matrimoniale, ma anche quali altri percorsi si possono avviare per una piena partecipazione sacramentale alla vita della Chiesa.